Bentrovati a Ore 13, lo spazio che precede il telegiornale di Tele4 delle 13:20. Siamo in compagnia di Anna Buchhofer della Diconsum, bentrovata. Grazie dell'invito, buongiorno. Dunque il 30 di giugno di quest'anno, il 2024, termina il mercato tutelato e questo apre a uno scenario che è bene che tutti gli utenti conoscano proprio per sapere poi come orientarsi, Buchhofer. Sì, effettivamente al 30/6 di quest'anno cessa dopo tante proroghe anche per l'energia, quello che già alla fine di dicembre è successo per il gas. Cercherò in qualche maniera di fare una sintesi e spero di essere chiara in questi minuti. Cosa succede? Intanto distinguiamo il mercato, chi è nel mercato tutelato e chi è già nel mercato libero, che praticamente non dovrebbe interessare questo discorso. Chi è nel mercato tutelato al 30/6 sarà una divisione tra i vulnerabili e i non vulnerabili. Chi sono i vulnerabili? Queste persone, che dopo spiegherò chi rientrano, passeranno nel servizio delle tutele di vulnerabilità in automatico e continueranno ad essere servite dallo stesso fornitore che sono servite in questo momento. Per quanto riguarda Trieste, l'energia base Trieste, che fa parte comunque del gruppo dell'AERA. Chi è vulnerabile? Sono le persone che percepiscono il bonus sociale. Sì. I soggetti disabili in base all'articolo 3 della legge 104, poi ci sono altri casi, chi abita nelle case a seguito di terremoti eccetera, e direi quello che riguarda la parte più importante sono le persone che hanno 75 anni di età. Okay. Questi qua praticamente rimangono nella tutela delle vulnerabilità, sempre che non decidono comunque, tutti quanti possono in qualsiasi momento passare al mercato libero se lo decidono chiaramente. I non vulnerabili invece, se non fanno nulla entro il 30 di giugno e che non passano ovviamente come detto nel mercato libero, passano al servizio delle tutele graduali. Che queste qua chi fornisce a chi passeranno come fatturazione in pratica. La gestione praticamente sono quei venditori che sono stati selezionati attraverso le procedure concorsuali. Okay. Procedure che sono risultate per i comuni di Trieste, Gorizia e Pordenone passano all'Enel, mentre Udine passa alla Eracom. E cosa succede con questi due gruppi? Ovviamente chi è il vulnerabile continua a essere tutelato anche per quanto riguarda le tariffe dal servizio dell'ARERA, e in pratica sia i prezzi che le condizioni contrattuali continuano come adesso, non succede assolutamente nulla. I non vulnerabili che non fanno nulla e che pertanto passano in automatico al servizio delle tutele graduali avranno l'offerta cosiddetta placet. Questa offerta cosa la differenza è? In termini di prezzi saranno stabiliti dal fornitore, mentre le condizioni contrattuali saranno tutelate, diciamo seguite sempre dall'ARERA. Avranno solo le condizioni che sono le fatturazioni saranno bimestrali, dovranno fornire una garanzia, un deposito cauzionale e i metodi di pagamento saranno sempre uguali. Queste persone comunque, questo sistema diciamo di tutele graduali, come dice anche la parola, è quella per accompagnare alla fine di questo mercato, chiamiamolo pseudo tutelato, per accompagnarli veramente alla fine, quando veramente sarà tutto quanto finito, il che vuol dire il 31 marzo del 2027. A quel punto quelli passano definitivamente al mercato libero, mentre i vulnerabili rimangono come adesso tutelati nel mercato della maggior tutela con le stesse condizioni. E chi desidera delle persone diciamo che erano nel mercato tutelato e per qualche motivo in questo periodo dal 1° di gennaio sono passati al mercato libero, se vogliono possono ritornare nel servizio delle tutele graduali
per diciamo questo passaggio che comunque rimane il contratto fino rinnovabile ogni 12 mesi e comunque terminerà nel marzo del 2027. Quindi comunque è un modo per accompagnare fondamentalmente esatto, una transizione, diciamo, senza avere un gradino brusco. Sì. E fare attenzione un attimino se adesso con il 1° luglio chi non ha fatto niente, chi ancora è indeciso eccetera, non spaventarsi se arrivano le fatture, in questo caso che saranno le fatture da parte dell'Enel, certo, che magari qualcuno come al solito mi hanno imbrogliato una truffa, non sapevano, non mi hanno detto nulla, le fatture effettivamente arriveranno intestate da un altro fornitore. Ok. Ricordo che comunque chi compie in questo corso d'opera, e questo vale anche per il futuro ovviamente, chi fa i 75 anni che in questo momento era nel mercato libero, basta che comunichi al proprio fornitore, in questo caso l'Energia Base di Trieste, che ha compiuto i 75 anni e che pertanto ha diritto di essere trattato come vulnerabile e passare al servizio delle tutele graduali, no, vulnerabili, della vulnerabilità. Ok. Con l'occasione ricordo che il bonus energia è stato riportato ai valori che erano in precedenza, che per un anno erano stati aumentati il valore ISEE e in questo momento sono ritornati come erano prima, cioè i 9.530 euro per le persone diciamo singole o fino a 3 figli, con 4 figli considerati come famiglia numerosa passano ai 20.000 euro. Okay. Tutte queste notizie che eventualmente ho dato in questo momento, se qualcuno non è riuscito a comprendere o è un po' complicato, si possono comunque rilevare dal sito web dell'ARERA. Certo. Là troviamo il portale dei consumi, che è anche un qualche cosa di interessante per poter seguire i nostri consumi, per avere idea se consumiamo troppo, poco, cioè per sapersi anche un attimino regolare, lo trovo molto utile. E in questo sito sempre dell'ARERA sotto i consumatori troviamo anche il portale offerte, perché la domanda che mi viene certo, rivolta spesso e volentieri è: ma chi è più conveniente? Esatto. La domanda è impossibile rispondere. Anche perché fluttua molto il mercato, quindi vanno a esserci magari oggi un vantaggio, domani no. E allora, intanto il prezzo varia in base al mercato e pertanto ognuno in base a quello o anche in base alle offerte che certo, vengono fatte varia. Oggi può convenire uno, domani l'altro. Esatto. Quando è comunque se tipo nel mercato libero mi viene fatta un'offerta e magari mi viene detta è valida per 12 mesi, quella deve essere rispettata per i 12 mesi, non ci piove sopra, e eventualmente se il fornitore per qualche motivo ha intenzione di variare il prezzo perché è libero di farlo, 3 mesi prima mi deve comunicare: guarda che non sono più in grado di confermarti quel prezzo e pertanto fra 3 mesi il prezzo varierà, a quel punto puoi decidere o vai via o mi confermi il prezzo nuovo che viene dato. E le possibilità di in qualche modo svincolarsi dal contratto dovrebbe essere fatto a titolo gratuito, no? Perché è una variazione unilaterale da parte del gestore. In quel caso sì, perché nella lettera di comunicazione sta scritto. Senza penali, esatto, adesso che mi ha ricordato questo, se invece sono io che nel corso del periodo di validità dell'offerta decido per qualche motivo di voler cambiare fornitore, fare attenzione perché con il 1° c'è la possibilità anche di mettere delle specie di penali, soprattutto nei casi dove ci sono offerte con degli sconti. Potrebbe essere che sono vincolata, sì, posso andare via prima, però o restituisco il bonus usufruito o qualche cosa. Pertanto la raccomandazione, quella che faccio sempre non mi stancherò mai è quella di leggere i contratti, non firmarli, o magari vado a casa, firmo, ma leggo quello perché magari in quel momento non ho il tempo, anche non mi vengono tutte le domande, assolutamente di leggere quello che sta scritto.
perché dopo là sono qualche cosa, magari vado via, le stesse cose che fanno anche con le telefonie. No? Quello via, volevo domandarle, Bucoffer, e perché molto spesso... la precisa la stessa cosa. Molto spesso offerte o comunque promozioni che vengono pubblicizzate anche in maniera telefonica, molto spesso l'operatore o chi è dall'altra parte ha in qualche modo l'urgenza di capire se l'utente che viene contattato ha la volontà o meno di aderire a questo tipo di promozione, però molte volte si è presi dalla fretta di stare al telefono e di dover dare o un sì o un no, perché da un lato può essere vantaggioso e allora mi secca perdere l'opportunità, dall'altro però posso anche non fidarmi di ciò che semplicemente in 2 minuti mi viene detto al telefono. A volte la richiesta di un invio del materiale per visionarlo viene motivato con no ma l'offerta è tipo scade oggi e ho capito, potevi farmela ieri allora. Mi viene da domandare, no? No, quella è diciamo fatta dagli agenti, io avrei diritto prima di firmare e comunque ricordo sempre che anche se in questi casi che firmo teoricamente, che firmo ovviamente perché adesso si firma anche online o comunque in base alla telefonata, una volta che devo ricevere comunque il cartaceo o via mail o per posta indifferente, via mail in generale o sul smartphone, in quello, ho i famosi 14 giorni della possibilità di ricevere, perché tutti i contratti che vengono fatti al di fuori delle locali commerciali, quelli hanno il diritto di ripensamento ovviamente perché in quel momento posso aver capito, non so cosa ho capito, e pertanto una volta che ho la possibilità con la calma di documentarmi, di leggere, ma no, questo io non avevo capito, non mi ha detto questo, ho i 14 giorni di diritto e leggere sempre perché nella lettera sta scritto, perché alle volte vengono fatte cose così non giuste e dopo l'operatore mi vengono sì, ma un'abitudine che hanno abbastanza frequente di mandare le comunicazioni alla sede legale dell'operatore, che non c'entra niente, che ovviamente prima che fa tutto il giro e che arrivi all'ufficio dei clienti hai voglia. In fattura sta scritto dove le comunicazioni con cui rivolgersi, nell'offerta sta scritto, impariamo sempre a leggere. E volevo con l'occasione un attimino, dal momento che abbiamo detto che tutte queste comunicazioni comunque le possiamo trovare anche nel sito dell'ARERA, che sono ben documentate e alle volte però le persone, soprattutto un poco più anziane, non avvezze all'informatica, si trovano in difficoltà a vedere, cioè a entrare anche nei stessi siti. Noi come Adiconsum adesso partecipiamo a un progetto del Ministero dove aiutiamo le persone chiamiamolo di una certa età o non pratiche, che si chiama il famoso Digital Mentis, dove possiamo aiutarli gratuitamente a come poter utilizzare lo smart ai fini informatici, anche per lo SPID. Ricordo anche l'altra cosa adesso che potrebbe anche interessare, in Sesamo che c'è il fascicolo sanitario, fino al... noi in questo momento nel nostro fascicolo troviamo tutti i dati che partono da un certo momento in poi. E Sesamo adesso deve aggiornare anche con i dati precedenti. Chi non è intenzionato, non vuole, non gli interessa che venga aggiornato con i dati precedenti, che praticamente antecedenti al 19 maggio del 2020, hanno la possibilità di comunicare alla SUGI sempre tramite Sesamo che non vogliono fare questo aggiornamento, che bisogna farlo entro il 30 di giugno. Entro fine mese di giugno la possibilità di respingere questa opportunità di integrare i propri dati che sono antecedenti al 19 maggio del 2020, quando poi hanno introdotto il fascicolo digitale. Era che ormai quello è partito già in automatico. Il sito di ARERA l'abbiamo detto, quindi il 30 di giugno, come ripetiamo come da titolo, lo stop al mercato tutelato, e l'invito, come ha detto lei Bucoffer, è quello di documentarsi, di leggere, di non avere fretta e di prendersi un attimo di pazienza anche per andare a visionare i contratti con le varie clausole prima di poi scegliere eventualmente quale operatore andare.
Il consiglio eventualmente che si potrebbe dare nella scelta, torno a dire, chi è nel mercato tutelato è legato al nostro, l'unico che qui a Trieste, l'Energia Base Trieste, mentre quasi per tutta l'Italia è il Servizio Elettrico Nazionale, che è praticamente il tutelato dell'Enel in sostanza. Sì. Tra le varie cose non è alle volte tanto il prezzo in se stesso che può incidere o essere importante, quanto l'operatore con cui si ha da fare, perché si è abituati, la serietà, la comodità, sì, di poterlo contattare. Ricordo sempre che in Italia abbiamo più di 600 operatori, alle volte mi vengono con delle offerte dei clienti che dico ma dove hanno preso il nominativo, no? Che scopro sempre un fornitore nuovo, pertanto che dopo ci sono dei problemi con la difficoltà di rintracciarli, di comunicare. Pertanto 600 operatori, cioè 600 distributori di energia? Fornitori, cioè l'operatore che mi fa la fattura in sostanza, chiaro. Perché i distributori per fortuna chiaramente sono meno, no? Ma sono gente che apre un ufficio e fa il servizio, perché chiaramente possono essere anche validi anche quelle, se c'è la serietà e la competenza, no? Però rimane sempre la nostra difficoltà di poter contattarli, di avere un rapporto, adesso che tutto è informatico, chiaro. Pertanto valutare anche questa tipologia di, quando facciamo la scelta, non soltanto il prezzo, che torno a dire è un po' relativo, perché i prezzi un po' saranno differenze di centesimi, ma quindi da badare anche la serietà, l'affidabilità e il fatto che siano rintracciabili sul territorio. Terminiamo qui questa parte, ringrazio nuovamente Anna Bucoffer di Adiconsum che ha mandato questi segnali di attenzione nei confronti di tutti gli utenti. Buon lavoro e arrivederci alla prossima. Ci fermiamo qui, tra poco il telegiornale. Telespettatori di Tele4, buongiorno, ben trovati all'edizione delle 13:20 del nostro telegiornale. La cronaca in primo piano, la Polizia di Stato ha arrestato il cosiddetto rapinatore che seminava il panico armato di martello, autore di 3 colpi in una notte. Era proprio lui che, autore di questi reati, aveva seminato il panico in centro mettendo a segno diversi colpi. Sentiamo i dettagli nel servizio. Commettevano rapine minacciando le vittime con spray al peperoncino, un coltello a scatto e un martello da cantiere di 30 cm. Nella notte del 4 maggio scorso avevano messo a segno ben 3 rapine in 3 luoghi diversi, prima in via Conti, poi sulle Rive e in piazza Ortis. Nella stessa notte la Polizia di Stato è riuscita ad arrestare l'autore materiale delle rapine, un tunisino di 19 anni intercettato in via del Ponte, e individuare il suo complice, un kosovaro minorenne. Un caso di cronaca che Tele4 ha già raccontato nel telegiornale del 6 maggio scorso, ma nelle ultime ore la questura ha reso noti ulteriori dettagli di quegli episodi. Si tratta degli stranieri che avevano seminato il panico nella notte del 4 maggio sulle rive tra Piazza Unità e Piazza Ortis, aggredendo 2 vittime con spray al peperoncino e minacciandole con coltello e martello. Ma proprio i malcapitati che avevano subito la rapina subito dopo si sono messi all'inseguimento dei 2 stranieri, mentre al telefono comunicavano gli spostamenti alla polizia affinché li raggiungesse. E infatti il giovane tunisino è stato intercettato in via del Ponte. Gli agenti lo hanno perquisito trovandogli addosso martello, coltello e spray urticante, oltre a centinaia di euro in banconote appena rubate alle vittime. I poliziotti, che nel frattempo avevano individuato anche il complice minorenne, durante il controllo hanno appurato come il tunisino fosse l'autore anche della rapina andata in scena poche ore prima in via Conti, quella che si affaccia su piazza Perugino. In quel frangente il giovane aveva colpito con un pugno una ragazza che si era rifiutata di consegnare la borsetta. Proprio in quella piazza, infatti, si erano concentrate le ricerche delle forze dell'ordine per recuperare droga e armi improprie nascoste
fra le siepi. Era lì che il tunisino nascondeva il martello e lo recuperava prima di mettere a segno i propri colpi. Il 19enne è stato arrestato e si trova in carcere al Coroneo, mentre il complice minorenne è stato affidato a un tutore del comune di Trieste. Ancora a cronaca ci colleghiamo con Gianluca Paladin che ci dà conto di un ennesimo avvenimento, in questo caso nel rione di San Vito. Tutti i dettagli proprio da parte di Gianluca Paladin, buongiorno. Buongiorno Bernardo, buongiorno ai telespettatori. Sì, l'ennesimo furto in casa in zona San Vito, questa volta a essere presa di mira la casa di una signora di 70 anni. Il furto è avvenuto qui in via Sticotti. La donna se n'è accorta ieri sera, un appartamento sito al 4º piano di questo grande complesso di condomini che si estende tutto dentro la via. Siamo in una zona di proprietà privata. La donna ieri è tornata a casa dopo alcuni giorni fuori per una vacanza, per una gita, e ha trovato l'appartamento letteralmente sottosopra. Portati via gioielli dalla cassaforte, gioielli d'oro per un valore di 40.000 euro. Per intenderci, siamo all'imbocco di via Sticotti dal lato di via Franca, quindi in pieno rione San Vito, un'altra zona purtroppo presa di mira sovente dai ladri. Abbiamo già raccontato nei mesi scorsi diversi episodi avvenuti proprio nelle vicinanze. Non sappiamo come i ladri siano riusciti a introdursi all'interno degli appartamenti, ma di fatto sono entrati, hanno messo a soqquadro la casa della donna, sono riusciti a scassinare la cassaforte fino ad asportare tutti gli averi della donna, la fortuna praticamente di una vita in gioielli. La donna tra l'altro si è sentita male dopo aver appreso del furto, dopo essersi resa conto di quello che è successo e dopo aver chiamato la polizia che ha avviato le indagini ed è venuta sul posto. La donna si è sentita male ed è stata ricoverata all'ospedale di Cattinara. Ovviamente maggiori informazioni anche sulle condizioni di salute, ma che però per fortuna appunto non sarebbero gravi. Una situazione che ci riporta a altri episodi. I ladri studiano le abitudini delle proprie vittime, aspettano proprio il momento in cui le stesse siano fuori casa per poter poi colpire. In questo caso ci sarebbe stato uno studio delle abitudini della signora e una volta che questa ha abbandonato l'appartamento per alcuni giorni, i ladri hanno colpito. Ieri si è accorta del furto, ma non sappiamo se i ladri sono entrati ieri in casa, probabilmente potrebbe essere successo anche il giorno prima. La polizia ovviamente sta indagando su questo ennesimo fatto di cronaca di furti in casa che purtroppo ha colpito ancora una volta il rione di San Vito. Maggiori dettagli nel telegiornale di Tele4 delle 19:30, vi restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin per gli aggiornamenti su questo ennesimo fatto di cronaca. Noi torniamo a parlare di sicurezza in città. Piazza Goldoni infatti è tornata al centro della cronaca cittadina, rapinati 2 ragazzi minorenni al fast food McDonald's. Siamo in piazza Goldoni dove continua l'operazione di polizia per attenzionare una delle zone più critiche di Trieste. Rapinati all'interno del McDonald's di piazza Goldoni. È quanto capitato a 2 adolescenti austriaci in vacanza con i genitori a Trieste. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì scorso. I 2 minorenni sono entrati nel locale per mangiare qualcosa. Terminato il pasto sono andati in bagno. Proprio lì sono stati accerchiati da alcuni giovani stranieri che li hanno minacciati con un coltello. I malcapitati hanno dovuto consegnare orologio, portafoglio e cellulare. Poi la banda di stranieri è fuggita. Potrebbe trattarsi di quegli stessi ragazzi che avevano aggredito un minorenne alla fermata del bus di piazza Goldoni il mese scorso. In quel caso il pedinamento prima della successiva rapina era partito proprio dal McDonald's. Ci sarebbe infatti una banda di cittadini di origine magrebina, tutti membri minorenni, che frequenta Scala dei Giganti e piazza Goldoni. Ragazzini che girano con coltelli e spray al peperoncino, persone che alla luce del sole mettono a segno i loro colpi, intimidendo i malcapitati con la lama puntata dritta alla gola. Un fenomeno che ormai investe i giovanissimi, sia in quanto autori delle violenze che come vittime. La zona è anche teatro di risse fra stranieri. Anche sabato sera la polizia è dovuta intervenire per una segnalazione, ma una volta arrivati sul posto gli agenti, i presunti autori dei disordini si erano già dileguati. Torniamo a parlare del caso Una Bomber. Dopo la riapertura del fascicolo tutto ruota attorno agli elementi che possono essere trovati grazie alla tecnologia. Su questo abbiamo sentito il procuratore De Nicolo e il magistrato Federico Frezza. Guardi, il DNA è stato già trovato parecchi anni fa
e fu anche confrontato con quello che allora era il principale indagato. Adesso è in corso l'acquisizione da parte dei periti di un tentativo di estrazione di DNA dei reperti utilizzabili. Su questa attività dei periti c'è un riservo strettissimo, stanno lavorando con grande attenzione e grande cura, e proprio il collega Frezza, che è coassegnatario come del fascicolo, è andato all'ultima udienza, che mi sembra era in aprile, e i periti hanno chiesto e ottenuto un differimento ad un'udienza di ottobre. Il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo fa chiarezza in merito alle indagini sul caso Una Bomber dopo la diffusione di indiscrezioni sull'estrazione del DNA dall'analisi di vecchi reperti. I periti del GIP Gianpietro Lago ed Elena Pilli, quest'ultima con competenze specifiche proprio nell'estrazione del DNA mitocondriale, hanno chiesto una proroga per portare a termine il loro lavoro. Insieme a De Nicolo del fascicolo e coassegnatario Federico Frezza. Siamo sostanzialmente al punto di prima. Il passaggio è che c'è un incendio probatorio che il GIP sta conducendo e quindi esaminano il DNA, poi stanno in laboratorio e guardano cosa salta fuori. Se salta fuori un DNA confrontabile, bene, altrimenti no, ma non c'è nessuna novità. Non riusciamo a capire perché è uscito sulla stampa una non novità, non c'è nulla di nuovo. Quanto ai forti dubbi già sollevati da una parte della difesa degli 11 iscritti sul registro degli indagati sullo stato di conservazione e sulla possibilità di manipolazione nel corso degli anni del contenuto dei fascicoli d'inchiesta, questa è la risposta dei magistrati. Io i reperti posso dire che erano stati tenuti nel nostro deposito, erano comunque tutti quanti chiusi, nessun oggetto che viene adesso esaminato dai periti è stato aperto e guardato da nessuno. L'involucro esterno che li conteneva può essere stato esaminato, non l'interno. Per intenderci, un cappello contenuto in una piccola custodietta trasparente è rimasto all'interno della custodietta trasparente e non è stata neanche manipolata la custodietta trasparente. Cosa che è stato manipolato è una busta esterna al cui interno c'era questa custodietta trasparente. Ecco, sotto questo profilo, sull'integrità dei reperti, noi siamo tranquilli, pur non avendoli conservati con particolari modalità distinte dalla conservazione dell'intero fascicolo processuale. Ci sono delle tecniche nuove di amplificazione, la PCR, eccetera, cioè cose che non c'era una volta. Quindi oggi si trova, come dire, del DNA che prima non si trovava, c'era ma non veniva. Però se poi naturalmente, come può rovinarsi una bottiglia di vino, veramente parlo da profano, può darsi che si degradi naturalmente dopo tanti anni, ma questo sarà una cosa che i periti diranno, ma se si degrada probabilmente non riescono neanche a estrarlo. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per tutta la situazione viabilistica e le segnalazioni di questa mattina. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora guardi, la mattinata è stata comunque intensa, ci sono stati tanti lavori sulla careggiata, ordinanze lavori cosiddette, le quali hanno richiesto appunto, hanno comportato più che altro rimozioni da parte nostra per svolgere i lavori appunto, nonostante la segnaletica e tutto, quindi ripeto sempre la solita cosa, dare un'occhiata anche ai segnali sulla strada, perché tante volte appunto poi siamo costretti a rimuovere. Inoltre si sono verificati alcuni incidenti, ma diciamo di lieve entità. Stamattina una bisarca nei pressi della Trieste Trasporti ha urtato le macchine in sosta, ma insomma nulla di grave per fortuna. Poi grazie all'intervento dei nostri colleghi si è risolto. E ancora sul viale Miramare all'altezza del 9 un veicolo che ha perso dell'olio, il quale ha comportato polizia da parte della ditta autorizzata e con nostra assistenza viabilistica. Per quanto riguarda il pomeriggio non sono previste manifestazioni particolari né cose di particolare interesse, diciamo, per quanto riguarda anche la careggiata, e pertanto la saluterei e le restituirei la linea. Grazie all'ispettore capo Luisa Mastracchio, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei, salve. Proseguiamo con il telegiornale. Il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, ha firmato recentemente l'ordinanza che disciplina l'uso delle spiagge del territorio comunale durante la stagione balneare, la cui durata è formalmente fissata dal 1° giugno all'8 settembre.
Disciplina principalmente l'accesso degli animali sulla spiaggia e gli obblighi per gli stabilimenti balneari, l'ordinanza firmata dal sindaco Gabroves per la nuova stagione balneare nelle spiagge di Duino Aurisina. Per i cani vige il divieto di accesso, fatta eccezione per i cani guida, nelle spiagge demaniali marittime o di cui è gestore il comune. Sulle spiagge date in concessione a privati invece sono i gestori a stabilire le regole d'accesso, che devono essere chiaramente esibite all'ingresso. Sui tratti liberi, Canovella de Zoppoli, Costa dei Barbari e l'area a ovest dello stabilimento Castelreggio, l'accesso dei cani è libero purché gli animali siano muniti di microchip o tatuati e privi di infestazioni. Nelle 3 aree ai cani è consentito l'ingresso in acqua, ma con l'obbligo del guinzaglio al momento dell'uscita, evitando che lo scrollamento avvenga in prossimità degli altri bagnanti. Per gli stabilimenti, invece, l'ordinanza stabilisce che devono essere aperti almeno dalle 9 alle 19, tranne in caso di maltempo. In questo stesso arco di tempo deve essere assicurato il servizio di salvataggio con almeno un addetto per ogni 80 metri. Tra le disposizioni elencate nell'ordinanza anche l'obbligo per i concessionari di rendere la struttura esteticamente e igienicamente soddisfacente e di assicurare la massima efficienza degli impianti e delle strutture. Noi ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco con altri servizi, soprattutto la pagina sportiva da approfondire. Riprendiamo il telegiornale con lo sport. La Pallacanestro Trieste ha vinto in modo perentorio gara 1 della semifinale promozione a Forlì. 49-72 il risultato finale con Ruziere e Candussi protagonisti. Si torna in campo già domani sera, sempre in Romagna per il secondo match della serie. Vediamo. La Pallacanestro Trieste torna a stupire, riappropriandosi del fattore campo alla prima occasione utile contro la squadra che ha letteralmente dominato la stagione regolare nel girone rosso di A2. Lo ha fatto senza grandi prove degli americani, ma con un asse play pivot italiano, solido e convincente. Michele Ruziere una volta di più leader e realizzatore quando la palla scotta, e Francesco Candussi con una doppia che parla tutta a suo favore nella voglia di lottare sotto le planche. È chiaro, Forlì senza la stella Kadim Allen non è la stessa, ma tenere a 49 punti una squadra che mediamente ne mette 80, dominare a rimbalzo e aggiungerci il cinismo necessario nel finale la dice tutta sui biancorossi. La formazione di Jamion Christian ha letteralmente cambiato marcia in questi playoff ed ora tutto, davvero tutto, diventa possibile. È già il primo parziale dell'incontro a confermare come ormai si trovi contributo da parte di tutti, da Brooks a Candussi, da Filloy un po' meno preciso ma quanto mai leader, sino a Ruzier. Di fronte l'Unieuro è sembrata fredda e imprecisa, il 13% dalla lunga distanza la dice tutta, ma è altrettanto evidente che non si ripeterà in gara 2. Magro, Johnson e Valentini hanno comunque tenuto la squadra in linea di galleggiamento, ma la solidità di Videra e Reyes vicino canestro e il contributo della panchina biancorossa, bene Bossi, ha permesso a Trieste di chiudere sul più 16 a metà gara. I biancorossi, che sembravano poi aver chiuso i conti nella ripresa, portandosi agilmente sui 20 punti di margine, hanno poi vissuto il momento più difficile del match, quando Antimo Martino ha deciso di puntare tutto e forse pure un po' disperatamente sulla zona. Le risposte di Valentini e Magro, una tripla da trascinatore di Cinciarini e la contestuale assenza di Ruzier dal campo causa falli, hanno riportato in partita i padroni di casa. Ecco perché la vittoria, maturata in un inizio d'ultimo quarto da battaglia, vale ancora di più. C'è la testimonianza lampante di un Ruzier che cambia le partite anche quando la palla è incandescente, innescando se stesso e i compagni. Stavolta bastano 5 minuti di assistenza all'ispirato baffo di Romance per chiudere i conti, andando sul più 24 e potendosi pure concedere il lusso di far entrare i giovani in una semifinale playoff. Occhio però a non dare per morta una belva ferita come il Forlì. Facciamo il punto anche con quanto dichiarato a termine partita dall'allenatore della Pallacanestro Trieste, Jamion Christian. It was a tough Forlì team. I felt like our guys stepped up and made play after play today defensively. Really, we played one of our best games. Questa è una squadra molto forte, quella di Forlì, la rispettiamo molto e oggi i nostri giocatori sono stati molto capaci di fare giocata dopo giocata, soprattutto a livello difensivo. Abbiamo fatto, secondo noi, una delle migliori partite dell'anno. You know, one of the things you recognize when you play against one of the best coaches in our division. Sai, una delle cose che riconosci quando giochi contro uno dei migliori allenatori nel nostro campionato
is that there's no question that he'll have his guys ready to go 2 nights from now. E che non ci sono dubbi che preparerà i giocatori e saranno prontissimi tra 48 ore. So we've got to continue to stay locked in on getting better. Quindi dobbiamo stare locked in, concentrati per continuare a migliorare tutto quello che possiamo. Right. Good game 1 for us. I know they'll make adjustments. We've got to be ready for those. Quindi buona gara 1 per noi, però sappiamo che faranno aggiustamenti, sappiamo che dobbiamo essere pronti a tutto quello che faranno. We're a team that's been bonded by adversity through necessity this season. Noi siamo stati una squadra che si è unita attraverso le difficoltà per necessità quest'anno, perché ci sono capitate una serie di difficoltà e questo ci ha unito. We have tough men who believe in each other and believe in what we're trying to do. Abbiamo uomini duri, uomini veri, che credono l'uno nell'altro e credono in quello che stiamo facendo. But the way this thing works, our toughness is going to have to continue to take steps ahead and steps up as it goes on. Ma per come funziona questo mondo, insomma, la nostra durezza dovrà continuare ad aumentare, non a rimanere stabile. We met the level of toughness required today. Abbiamo raggiunto il livello di durezza necessario oggi. And we've got to be ready to meet the level of toughness required in 2 days from now. Ma dobbiamo anche essere pronti a raggiungere il livello di durezza che sarà necessario tra 2 giorni. Di pallacanestro, di calcio e di tutti gli altri sport si parlerà questa sera al Caffè dello Sport. Ospiti il vice allenatore della Pallacanestro Trieste Marco Carretto, ma anche Marco Visintin della Pallamano Trieste, Alessandro Asta, giornalista di City Sport, Guido Roberti, radiocronista di Radioattività, e ancora in attesa di capire chi sarà l'ospite da parte della Triestina. Andiamo proprio al calcio e alla Serie C. Ormai il campionato è finito, anche la post regular season e quindi i playoff sono conclusi per la Triestina, che ha perso a Benevento 2-1 nella giornata di sabato, quindi fermando la propria corsa per un posto in Serie B. È tempo dunque di bilanci, di dare un po' lo sguardo all'indietro all'inizio del campionato e come si è arrivati poi fino a sabato con l'ultimo atto ufficiale della Triestina. Che voto si può dare alla stagione della Triestina? Bella domanda, difficile rispondere, ma guardando con onestà e obiettività sicuramente l'annata dell'Unione merita la sufficienza. Spieghiamo perché. In primo luogo giova ricordare che l'attuale proprietà statunitense si è insediata nel luglio dello scorso anno, dovendo costruire una società praticamente da capo, scegliendo staff, dirigenti, giocatori e allenatore nei mesi estivi e con una programmazione che ha guardato da vicino il calendario con la fretta di farsi trovare pronti poi all'inizio delle gare ufficiali. E ancora, Ben Rosenzweig, il presidente, ha rilevato una Triestina che l'anno precedente ha sfiorato la retrocessione sotto la guida di una società che in più di un'occasione ha fatto discutere la piazza. Archiviato il passaggio societario, l'Unione 2023-2024 ha dimostrato grandi premesse, in primis con l'arrivo di Attilio Tesser, in secondo luogo con un mercato estivo promettente. Ecco dunque che le aspettative sono inevitabilmente aumentate, parlando di piani alti del girone, se non addirittura di squadra da promozione diretta. Troppa fretta dunque nell'alzare l'asticella degli obiettivi? Sulla carta forse no, ma il calcio si gioca in campo e sul fattore campo torneremo, e questo ha detto che Mantova, Padova e infine anche Vicenza erano e sono stati avversari a cui dover guardare con attenzione. Prima parte di campionato molto buona, risultati e gioco hanno ben impressionato tutti, con qualche piccolo inciampo che ci può stare. Poi la flessione prenatalizia, quella che probabilmente è stata la svolta in negativo dell'intera annata. L'esonero di Attilio Tesser da terzo in classifica e l'arrivo di Roberto Bordin non sono stati compresi dalla tifoseria, che alla ricerca di una spiegazione logica si è sentita rispondere che si era entrati nella seconda fase del progetto, concetto che, forse, ancora oggi non risulta così chiaro, ma tant'è, perché fondi e impegno l'han presi una società che al netto di tutto ha il diritto di fare e difendere le proprie scelte, per quanto discutibili. L'inizio di Bordin è stato molto negativo, 5 sconfitte consecutive fra gennaio e febbraio, prima di trovare la famosa quadratura del cerchio che ha permesso all'Unione di raddrizzare il campionato con il quarto posto ottenuto. Poi i playoff, pareggio contro la Gian Erminio con tanti brividi e le 2 buone prestazioni contro il Benevento, che però, per quanto anche gradevoli, non hanno portato al passaggio del turno. La complicità in questo caso sono stati degli errori individuali. L'Unione ha chiuso il campionato con 64 punti, 61 gol fatti, secondo miglior attacco, 44 subiti e la quarta piazza del girone. L'anno prima ha concluso al 18° posto con 31 gol fatti e 45 subiti per 39 punti totali. Ecco perché la sufficienza è il minimo da poter attribuire a un club che in 12 mesi ha scalato 14 posizioni, giocandosi la promozione e non la retrocessione. Poi in tutto questo si può discutere delle scelte tecniche del tipo: ma che fine hanno fatto Lescano e Celeghin nei playoff? Oppure sul mancato mercato di gennaio e le seguenti vicende dell'esonero di Tesser. Se infine ci mettiamo anche le partite casalinghe a Fontana Fredda, e qui
quindi le spese e le noie logistiche di dover giocare in Friuli, allora l'incoraggiamento guarda al prossimo campionato dove, con stadio sistemato, un anno di rodaggio e ambientamento e la possibilità di pianificare bene la stagione e non all'ultimo, dalla sufficienza, l'aspettativa sarà senz'altro quello di un voto migliore, se non una A in pagella, almeno una B, chi vuole intendere intenda. Sport for All, la manifestazione sportiva inclusiva ideata dalla Fondazione Pittine e dalla ASD Domio Calcio, che è andata in scena sul campo proprio della società. Una festa con tante attività sportive adatte a tutti, vediamo. La giornata è iniziata questa mattina con un evento di calcio integrato, di calcin, quindi c'erano delle persone diversamente abili ed è stato molto bello, è un onore ospitare questo evento. Nella giornata poi abbiamo 2 tornei del settore giovanile, qui sui 3 campi, e abbiamo delle situazioni di sport diverso, ci sono svariate ASD di 12 sport diversi che danno la possibilità a tutti i bambini, ma anche agli adulti, qualsiasi persona abbia piacere di provare uno sport, di provarlo. È stata una bellissima giornata per noi di ANFAS perché stiamo riuscendo ad avviare un progetto in cui crediamo moltissimo, che è quello del calcetto inclusivo. E già da anni ci stiamo sperimentando insieme agli amici della Fuoricentro con il Baskin, che è un meraviglioso basket adatto a tutte le persone, che è assolutamente inclusivo in quanto permette a tutti di partecipare al pieno delle proprie capacità. Tutti i bambini possono provare diversi sport. Questa mattina abbiamo organizzato un torneo sia di calcio di allievi pulcini sia di calcio inclusivo. E appunto la giornata di oggi è organizzata in modo che tutti i bambini possano provare diversi sport. Abbiamo flag football, abbiamo calcio, abbiamo pallavolo, abbiamo baseball e abbiamo anche pugilato. Io ringrazio tutte le famiglie, ringrazio tutti i mister, tutti i nostri mini atleti, tutti gli accompagnatori, i dirigenti che hanno permesso ai ragazzi di passare questa bellissima giornata. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie a tutti per averci seguito e un buon proseguimento con i programmi di Tele4.